Sabrina Ciari alle 7:21 di questo 12 maggio 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica, l'informazione mattutina di Cittadella, la radio e Cittadella TV sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti che oggi guida la parte tecnica e fino alle 9 vi terremo compagnia. E oggi naturalmente non possiamo non dedicare quasi interamente questa puntata ai fatti di ieri pomeriggio, gli sviluppi del delitto avvenuto il 9 maggio, all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, che è costato la vita a Sacco Bacari. 5 fermi della squadra mobile eseguiti dopo l'indagine coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura dei minori. Sono stati fermati 4 minorenni e un maggiorenne. Il più grande ha quasi 21 anni, li compirà fra qualche giorno. Gli altri 4 minori hanno tra i 15 e i 17 anni e il più giovane di loro, quello che ha sferrato i 3 colpi di coltello che hanno ucciso Sacco, ha solo 15 anni. Questa mattina cercheremo di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su questa storia. Cominceremo ascoltando la voce della difesa con gli avvocati Salvatore Maggio e Pasquale Blasi. A loro il compito di difendere quello che al momento anche agli occhi dell'opinione pubblica appare indifendibile. I commenti sui social sono, come dire, quelli che sono, da buttate la chiave a però siamo in uno stato di diritto e fortunatamente la legge vale per tutti. Poi ne parleremo con Giovanni Guarino, perché sapete oggi in realtà la puntata doveva essere in buona parte dedicata a un anniversario quasi sconosciuto, che è quello del crollo di Vico Reale. Nel 12 maggio 1975 crolla un palazzo nella città vecchia. Quella è l'ultima fase che apre, diciamo, il momento di abbandono della città vecchia. La gente viene fisicamente deportata a Paolo VI e forse questa vicenda e quella hanno un sottile filo conduttore legato proprio all'abbandono, in qualche modo alla negazione, ecco, della città vecchia. E poi si è parlato tanto di razzismo, ma Taranto è una città razzista. Questi fatti stanno aumentando, va detto oggettivamente. Ne parleremo questa mattina con Valentina Petrini e con lei cercheremo di comprendere come viene letta anche da fuori questa storia. Chiuderemo con la nostra Gabriella Barcariolla, avvocata minorile. Con lei parleremo proprio di percorsi di recupero. Questi ragazzi avrebbero ucciso un 35enne alle 5 del mattino senza un apparente motivo, cioè lo hanno ucciso. In questo momento non è contestata nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi non c'è alcun motivo in questo momento. Come sia possibile? Ne parleremo con Gabriella Barcariolla e con Graziana Calò, psicologa, che è già stata nostra ospite. Insomma, cercheremo di sviscerare questa storia in tutti i suoi lati, quindi restate, mi raccomando, sui 96.5, restate sul canale 94. Adesso ci fermiamo, c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon martedì a tutte e a tutti da Maia dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia.
Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare i successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passioni inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora è il momento invece di dare uno sguardo a quello che insomma leggeremo tra le strade delle nostre città. E se questa puntata sarà quasi interamente dedicata alla storia di Bacari Sacco, adesso invece diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali, come il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a un'altra storia che arriva da Bari, di cronaca: Lorusso sospesa senza effetto. Nessuna notifica, l'imputata per voto di scambio regolarmente a lavoro al Policlinico. Si parla di Mary Lorusso, vi ricordate, moglie dell'ex consigliere Olivieri, indagata, coinvolta nell'inchiesta codice interno per voto di scambio politico mafioso, che insomma ha vinto un concorso nell'ASL di Bari. E ora dopo che la notizia è stata diffusa da Gazzetta del Mezzogiorno, ha generato una serie di verifiche all'interno degli enti regionali, e al momento Mary Lorusso sembra sospeso perché la regione aveva disposto lo stop al bando, del quale ieri il nucleo ispettivo della regione ha acquisito gli atti. Si parla della vicenda di Taranto, ucciso per futili motivi, omicidio del Maliano, fermata gang di ragazzini. Al centro della pagina una bella foto di Andrea Pellegrino, il tennista pugliese che è la vera sorpresa degli internazionali di tennis di Roma, e oggi agli ottavi trova Yannick Sinner. Non è un miracolo, ha detto il papà Mimmo, perché Andrea è un ragazzo cresciuto da quando si allena a Lecce con un nuovo coach. Diamo uno sguardo invece alla prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con un'intervista ad Arianna Meloni. Ieri, ricorderete, era in Puglia. Il titolo è "Pugliesi vessati. Arianna Meloni, tasse, sanità, colpa del Campolargo". Il PD replica e parla di propaganda e indica il modello antisprechi nel Piemonte. Si parla della vicenda di Taranto anche nella spalla di Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, 35enne ucciso, incastrata la baby gang, fermati in 5, 4 sono minori, il Maliano colpito con un coltello. Inizialmente si era ipotizzato che fosse un cacciavite, ma in realtà gli ultimi accertamenti fatti dalla squadra mobile guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Paola Francesca Ranieri della Procura Ordinaria e Daniela Putignano della Procura dei Minori sembrano aver accertato che si tratti di un coltello. Tra pochissimo vi leggiamo le prime pagine di tutti gli altri quotidiani. Ora però ci fermiamo, c'è la New Hit. Alle 7.30 era la nostra New Hit, che apre la seconda parte della nostra rassegna stampa. Dopo Corriere Gazzetta, ecco l'apertura dell'edicola: bracciante ucciso dal branco, Taranto, scacco a baby gang. Sottoposti a fermo 4 minori, 2 quindicenni e 2 sedicenni ed un maggiorenne sono accusati dell'omicidio di Bacari Sacco, 35enne maliano che lavorava
stava nei campi, scrive il collega Vittorio Ricapito sull'edicola. E anche qui al centro della pagina una grande foto del tennista Pellegrino, il biscegliese Pellegrino, che sorpresa, oggi a Roma sfida Sua Maestà Sinner. E poi si parla di cultura, la terza, sviluppo e cultura alle radici della Bari moderna, e scusate, non la terza in provincia di Taranto, ma la terza, Alessandro La Terza, della casa editrice La Terza, insomma, perché altrimenti sembra che si parlasse di Bari in provincia di Taranto, e non è così. Devo andare invece un'occhiata alla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, l'edizione di Taranto, naturalmente dedicata ai fatti di cronaca. Bracciante ucciso da un quindicenne, preso il branco, 5 fermi. Bacari ha tentato la fuga, poi 3 colpi mortali. La vittima aspettava 2 figli. E di spalla a questa storia arriva un'altra vicenda simile, ma non così tragica. Una baby gang anche a Lecce, nuova aggressione e 4 denunce, scrive il quotidiano. E poi una storia invece che arriva dalla Puglia, uno dei primi, forse il primo caso in Italia. Si parla di un bimbo, 2 papà e una mamma, ora a 3 genitori all'anagrafe. In Puglia è il primo caso in Italia, ok dalla Corte d'Appello di Bari. Insomma, avete presente le situazioni che cambiano, le famiglie che si allargano, anche quelle arcobaleno. Ce n'è una nuova forma raccontata in qualche modo, mi pare di capire, anche istituzionalizzata dalla legge italiana, e se volete insomma la trovate sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che sulla prima parla anche dei Giochi del Mediterraneo. Si accelera sugli impianti, pronte 40 proposte. Chiuse le manifestazioni di interesse, ci sono anche Fidal e un leader del settore, scrive il quotidiano. Chiudiamo con bagagli e soldi rubati ai turisti, 2 arresti e bottino recuperato, vittima una coppia di argentini. L'intervento fatto dalla polizia nelle scorse ore. Insomma, questo e tanto altro lo trovate sui quotidiani in edicola. Mi raccomando, leggete, informate, siate consapevoli. Tra un po' noi approfondiamo tutto quello che riguarda la storia di Bacari, il 35enne ucciso sabato mattina. Cominciamo con la difesa e poi tutti gli altri aspetti di questa vicenda. Nel frattempo vi lasciamo con J-Ax Italia Starter Pack. Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bacari Sacco, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, 20enne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in 2 fasi. Da un lato il fermo, l'arrivo di Bacari in bicicletta attraverso via Garibaldi, è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bacari ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della Procura di Taranto e della Procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è diciamo il non detto, e proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato. Buongiorno a voi. Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
Sì, è un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto. Un Avvocato. gesto che il ragazzo... Prego. No, continui. Un gesto che il ragazzo? Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché si tratta di ragazzi incensurati, ecco. Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché. Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa certo, in questo momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi, però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare. Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo in questo momento questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto? Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità, e quindi Mamma mia. insomma potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via a ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli, Certo, perché sotto questo aspetto
bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici, quindi è arrivato lì e insomma ha agito ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano colluttando con la lui. vittima. E quindi ecco, questo è tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima di condannare in un modo così anche che senza appello, assoluto, diciamo. Aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità, il fatto meglio è grave, che questi fatti non questo, accadono, diciamo, ma una volta che accadono vanno valutati. Il fatto è grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo ascoltiamo ancora la voce della difesa. Avremo con noi l'avvocato Pasquale Blasi che difende un altro del branco e poi vi raccontiamo nello stesso tra pochissimo i dettagli dell'inchiesta. Restate con noi. Il pezzo dal passato, e a proposito di differenza sembra la canzone che potrebbero cantare alcuni degli indagati in questa storia, perché poi uno dei compiti della difesa è quello di stabilire il ruolo di ciascuno. La baby gang, come è stata giornalisticamente ribattezzata, non ha responsabilità, come dire, totali complessive. Ecco, ognuno risponde per quello che ha fatto. E proprio di questo cominciamo a parlare con l'avvocato Pasquale Blasi, che assiste uno dei minori un altro dei minori della baby gang. Buongiorno avvocato, ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti coloro che sono in ascolto. Avvocato, abbiamo parlato poco fa con l'avvocato Salvatore Maggio che difende, diciamo, il presunto autore materiale dell'omicidio. Il suo assistito, ovviamente non faremo nomi, questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta perché si tratta di minorenni, quindi non devono essere fatti. Il suo assistito invece ha una posizione diversa, però in questo momento l'accusa è comunque quella di concorso in omicidio. Sì, la contestazione, oltre a precisare che difendo col collega Maggio anche l'autore materiale del reato, okay. Quindi per quanto concerne invece l'altra posizione risponde di concorso. Certamente va definita le modalità della condotta posta in essere dall'interessato, perché certamente la difesa va finalizzata ad evidenziare quale sia stata l'effettiva condotta di ciascun partecipe eventuale a quel reato contestato. Avvocato, come si fa a difendere un branco di ragazzini che in questo momento, insomma, agli occhi dell'opinione pubblica è indifendibile? Certamente partiamo da un dato oggettivo, dall'articolo 24 della Costituzione. Il diritto di difesa è un diritto inviolabile, quindi ogni cittadino ha diritto ad essere difeso, tant'è che è previsto anche il patrocinio per i meno abietti e quindi tanti strumenti predisposti dalla difesa per all'attuare questa effettivamente l'osservanza dell'articolo 24 della Costituzione. Come dicevo, difendere sicuramente non implica automaticamente dimostrare l'estraneità dell'individuo al fatto contestato. Ci sono situazioni e situazioni, ossia nel momento c'è la possibilità, casi in cui vi è la possibilità di dimostrare l'estraneità dell'individuo ai fatti contestati o quantomeno, come dicevo, dimostrare le condotte poste in essere dal soggetto anche in visione, anche in ottica di estraneità rispetto al fatto principale. Cioè, in sostanza, per cercare di spiegarlo un po' più semplicemente a chi ci ascolta, gli altri 4 potevano per esempio non essere a conoscenza del fatto che il quindicenne avesse un coltello e non avevano condiviso prima. Questo è uno degli elementi che potrebbe emergere nel corso dell'udienza di convalida del fermo, che sicuramente avrà luogo nei prossimi giorni, tra domani e dopodomani
anni. Questa è una delle possibilità, dimostrare effettivamente che i 4 ragazzi o non sapevano della detenzione, del possesso del coltello da parte del giovane che ha posto in essere l'attività materiale, o quantomeno non si sono accorti, non erano a conoscenza della volontà, dell'intenzione, anche verificare quale fosse effettivamente la volontà degli stessi al momento del Avvocato, fatto. Le devo fare un'ultima domanda. Ovviamente per i minorenni, a differenza dei maggiorenni, il nostro ordinamento fortunatamente prevede una serie di misure, di pene diverse. Quanto rischia un minore accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi? Certamente, allora sappiamo che la pena è commisurata sempre ad valutazioni soggettive e oggettive da parte del giudice, nel senso che c'è i parametri fissati dall'articolo 133 del Codice Penale che certamente impongono una valutazione della globalità della situazione. Per capirci, il fatto, le modalità del fatto, l'intenzione, il comportamento. Quindi, in base a tutti questi elementi, il giudice irrogherà la pena che riterrà congrua al fatto. Certamente, in casi del genere, una pena minima potrebbe dai 12 anni ad un massimo di 20 anni, in base a tutte le circostanze, in base alla singola partecipazione, e quindi la condotta ci riallacciamo a quello che abbiamo detto prima, in base alla effettiva condotta posta in essere da ciascuno nel reato. Grazie all'avvocato Pasquale Blasi per essere stato con noi, grazie davvero avvocato. Grazie a lei e buona giornata. Buona giornata e buon lavoro. Salve. Noi ci fermiamo per un po' di informazione, musica, e quando torniamo parliamo ancora di questa vicenda. Lo faremo con la collega, giornalista e anche tarantina Valentina Petrini. Taranto è una città razzista? Ne parliamo tra pochissimo. 9 minuti dopo le 8 cominciamo la seconda ora di Buongiorno Taranto, puntata che stiamo dedicando quasi integralmente ai fattacci di ieri. 5 fermi della procura per omicidio aggravato dai futili motivi. Il delitto di Bakary Sacco ha portato, come sapete, in cella 4 minori e un maggiorenne, e soprattutto ha portato alla luce i dettagli di una storia che al momento sembra davvero senza spiegazione, la rende ancora più complicata. Per molti invece la spiegazione è che Bakary Sacco fosse responsabile di avere la pelle nera. Taranto è una città, un territorio razzista. Proviamo a parlarne con la collega e amica di Cittadella Valentina Petrini, che è in collegamento con noi. Buongiorno Vale. Buongiorno a tutti voi. Valentina, Taranto, la nostra Taranto, è una terra razzista? Ma Francesco, io ti dico sinceramente che sono abbastanza sconvolta, nel senso che se qualcuno mi avesse detto alla vigilia di questo brutale assassinio che la mia terra, la mia città si sarebbe marchiata storicamente di un fatto così grave, mi sarei battuta per dire no, a noi non può accadere. È un po' come quando si pensa che i propri figli siano i migliori e che non potranno mai sbagliare, e invece purtroppo siamo sprofondati nell'abisso. Non c'è una risposta netta alla tua domanda, sì o no, perché i problemi sono molto più complessi, e probabilmente proprio perché le istituzioni e la politica ci hanno drogato di risposte bianco o nere, che stiamo arrivando anche a episodi così gravi. Però di certo è una macchia che il nostro territorio in questo momento ha, e di fronte alla quale deve reagire con un colpo di reni della società civile, e quindi per questo motivo ieri evocavamo con alcuni mediatori e con persone esperte anche del sindacato, della CGIL, per esempio il caso di Maslow, che secondo me è importante ricordare in queste ore, un altro tragico omicidio che avvenne nell'agosto del 1989 a Villa Literno. Maslow era un rifugiato, scappava dal Sudafrica
era nato nella stessa città di Nelson Mandela, e dopo tutte le sue battaglie e dopo insomma anche aver perso una figlia piccola di 7 anni, Maslow arriva in Italia e nell'89 finisce nelle campagne di Villa Literno, dove poi sarà brutalmente ucciso una notte da una banda che insomma lo massacrerà perché si rifiuterà Maslow di dare i pochi spiccioli che aveva guadagnato in campagna. Cioè era l'89, non era l'800, e comunque già questa data pensavamo, e questo fatto pensavamo di essercelo messo alle spalle, anche perché l'uccisione di Maslow produsse una reazione fortissima della società civile. Ci furono manifestazioni in tutta Italia che poi portarono all'approvazione della legge Martelli, che non era una legge perfetta da un punto di vista dell'immigrazione, ma era una legge che però riconosceva i diritti dei rifugiati. Ci sarà questa reazione? Ecco, oggi la questione importante che ci deve vedere tutti impegnati nel mettere insieme la società civile è la reazione. Cioè è importante che ci siano gli anticorpi, che si coltivino gli anticorpi per cercare di elaborare quanto è successo. Cioè non bisogna archiviarla e neanche stigmatizzare, secondo me, il racconto adesso dei presunti assassini come se fossero soltanto delle mele marce. Cioè c'è urgentemente la necessità, come ha fatto il Vescovo, come ha fatto l'associazione Babele, come stanno facendo in queste ore alcuni pezzi della società civile, di reagire. Valentina, ti leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando in questo momento. Ivano ha mandato un audio che al momento non posso sentire, però scrive: Taranto non è razzista, è scollata. E poi c'è Luca che invece dice: caro Ciccio, siamo tutti complici del degrado di questa città, ci preoccupiamo se il questore e il prefetto permettono le trasferte ai tifosi, ma non ci preoccupiamo di chiedere se le volanti fisse in determinate zone della città. Siamo fieri però dell'esercito in piazza Maria Immacolata, siamo una popolazione imbarazzante. Ma guarda, intanto fammi dire che il tenore dei commenti che arriva a Radio Cittadella è superiore a quello a cui abbiamo assistito nelle 48 ore successive all'uccisione di Bacari, perché tu, come tutti quanti noi, avrai sicuramente letto i commenti. Sì, ahimè sì. Esatto, ecco, diciamo che starei a quelli in quanto vergogna sociale. Io lo voglio dire pubblicamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando: queste sono pagine di vergogna storica, e chiunque in carne e ossa, con il proprio nome e il proprio cognome, ha affollato i social in queste ore di commenti indegni, che venga segnalato, denunciato dalle persone che comunque li leggono, perché non può restare impunita questa richiesta assetata, cieca, bieca di odio e di vergogna. Ripeto, io non voglio rispondere alla domanda sì o no, perché il tema è che Taranto è l'Italia, e quello che è accaduto a Taranto è, ahimè, quello che da anni sta accadendo in altri territori italiani, da nord a sud, dove povertà economica, degrado culturale e migrazione senza sostegno e senza visione si stanno affollando. Se ci fai caso e se mettiamo insieme tutti i luoghi in cui queste storie maledette sono avvenute, sono storie dove si contano diversi disagi economici, psicologici, sociali, ritardi culturali, e quindi a tal proposito mi viene anche di fare un appello alle istituzioni locali e alle istituzioni nazionali, che non mi risulta, ma forse tu che sei più giornalista di me, più bravo di me, lo sai, mi risulta che ci siano dichiarazioni di leader nazionali sui fatti di Taranto. Non mi pare di aver letto nemmeno quella del sindaco, senza essere più o meno giornalista. Ti stavo effettivamente chiedendo anche quello, perché fino a ieri notte ancora non era arrivata. Insomma, si viene notati di più a stare in silenzio o ad agire. Ecco, attenzione al silenzio. Attenzione al silenzio, diciamocelo tutti quanti, anche noi cittadini comuni, senza aspettare soltanto che sia, l'istituzione ad agire. Attenzione al silenzio, perché è l'humus dentro il quale questo tipo di devianza cresce e si alimenta. Quindi è proprio necessario rompere questo silenzio con parole chiarissime e nette, non solo di condanna, ma proprio rimboccandosi le maniche e mettendosi a lavorare pancia bassa su quelle che sono le emergenze sociali del nostro territorio.
territorio e dell'Italia tutta, ripeto, perché Taranto non credo sia un caso specifico e più allarmante di altri. Taranto ancora una volta è paradigmatica di una condizione di degrado sociale e culturale che sta colpendo l'Italia tutta. Grazie come sempre Valentina Petrini per essere stata Grazie con a noi. voi. Un abbraccio, Grazie. buon lavoro Valentina. Un abbraccio. Ciao. Grazie ancora Valentina. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, una piccola goccia di memoria, sempre in Città Vecchia, perché 51 anni fa crollava Vico Reale, un palazzo. 6 vittime, di lì cominciava il lento declino della Città Vecchia, che chissà, forse ha un piccolissimo filo rosso con quello che è accaduto ieri. Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Le 8.25 era il nostro rewind, e a proposito di rewind facciamo un salto indietro nel tempo. 51 anni fa le nostre gocce di memoria oggi ci portano al 12 maggio 1975. Sembrava un lunedì qualunque in Vico Reale, nella Città Vecchia di Taranto. Durante la mattinata nella latteria di Giovanni Tortella probabilmente si commentava il pareggio del Taranto a Catanzaro e il gol di Iacomuzzi che aveva permesso di riacciuffare la squadra calabrese. Si discuteva anche della processione di San Cataldo nei forni di via Petino, nei negozi di elettrodomestici di via Cava, e poi nella botteguccia di Zadomine che i bambini entravano a comprare le caramelle, e tutto questo fino alle 13.55. Poi tutto cambiò. Il crollo di un palazzo in Vico Reale provoca 6 morti, 3 bambini più i loro nonni. Quello è un fatto che ha determinato, chiuso diciamo in qualche modo la fine della Città Vecchia. Forse c'è anche un filo rosso che lega quello che è accaduto nei giorni scorsi con quel degrado, quella negazione. E di questo, di quella vicenda parliamo questa mattina con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e a tutte. Giovanni, il crollo di Vico Reale è un fatto accaduto 51 anni fa che insomma pochissimi probabilmente ricordano, ma che è stato un fatto come dire particolarmente significativo, importante, determinante per la storia futura, diciamo, dell'isola, o sbaglio? No, diciamo che è stato il punto di non ritorno, è stato insieme a qualche altro evento di qualche anno prima come la concattedrale, l'eliminazione delle processioni in Città Vecchia. È stato la mazzata definitiva perché il quartiere entrasse in un'altra dimensione, insomma quella dell'abbandono. Il crollo ha scosso la città quel giorno, ma ha cambiato praticamente Taranto. Voglio dire, ci furono tutta una serie di reazioni, ci fu l'occupazione delle strade, della piazza, ma da quel momento in poi si era accesa la speranza dopo la disgrazia, perché dopo l'occupazione delle beni stabili, la consegna di determinate case provvisorie e quant'altro, diciamo, fu lo stimolo perché il piano di risanamento fosse portato avanti con più celerità, ma fu una pia illusione. Da allora invece è stato tutto un lunghissimo decadimento del quartiere, abbandono, ci rendiamo conto che in quel periodo eravamo quasi 15.000 abitanti qui. Giovanni, una parte della popolazione fu fisicamente quasi deportata a Paolo VI. Sì, nel primo colpo, proprio nel giro di pochissimi giorni, furono una trentina di famiglie che furono sgomberate coattivamente, ma poi da lì cominciò una lunghissima deportazione. Ti ripeto, si svuotò piano piano il quartiere, nel giro di pochi anni furono portati via quasi 6-7 mila abitanti, insomma, che poi man mano sono continuare con la promessa negli anni successivi che sarebbero tornati man mano che il risanamento andasse avanti, ma finita la prima botta di Vicoli 1, che è quella nella zona di via Garibaldi, prospiciente la piazzetta dei Costato, dove stava dove stava la trattoria via Colvento, da lì fino a un po' di case di via Cava, poi tutto si fermò e ci dovettero aspettare altri anni, ma
il dramma grosso, l'ho sempre detto, è avvenuto dopo, quando le case sono state completate e non si è riportata lì la gente che ci abitava. Questo è stato il colpo veramente mortale per il quartiere. Giovanni, perché... però per spiegarlo, diciamo, a chi ci ascolta, magari insomma io con te ne abbiamo chiacchierato tantissimo, una storia tra l'altro meravigliosa che tu racconti anche in Vico Spizio, che è insomma uno spettacolo che tutti i tarantini almeno una volta nella vita dovrebbero guardare oggettivamente. Giovanni, quello è stata una mazzata perché di fatto ha permesso di disperdere, ha favorito la dispersione della cultura del vicolo, giusto? Assolutamente sì, cioè, ripeto, il dramma vero, il quartiere dal punto di vista, a parte il dramma umano del crollo dei morti, del nonno Camerino, dei nipoti, del nonno Laris, il colpo reale è stato, cioè, quando poi le case dovevano essere riassegnate, soprattutto per quanto riguarda il CIPE, poi 200 alloggi successivi che avrebbero veramente tornato a rivitalizzare il quartiere, fu usata la graduatoria degli sfrattati, quindi andarono a prendere gente che era stata mandata via dalle baracche Zaccheo e che non aveva, diciamo, nulla a che fare con l'identità della città vecchia. Questo è il punto. No, parallelamente hanno fatto morire d'Alzheimer, di depressione, migliaia di persone, cioè, a me tocca proprio il nervo scoperto e il dolore, perché mia madre fu presa e deportata, non voleva andare via, mia madre fu presa e portata alle case parcheggio e poi l'hanno lasciata lì, capite? Mia madre se n'è andata di testa da quel momento in poi, perché da una vita fatta quotidianamente di relazioni e quant'altro, essere segregati in altri posti, poi quasi tutta gente che quelle case, la stragrande maggioranza l'aveva comprate, capite, con mille sacrifici, e hanno stravolto e distrutto un mondo, e adesso purtroppo poi la colpa viene riportata sugli abitanti della città vecchia, se il quartiere è ridotto in quelle condizioni. Giovanni, ti chiedo una cosa a cui ti chiedo davvero 51 anni e migliaia di miliardi di euro. Giovanni, ti chiedo una cosa, una risposta, diciamo senza entrare troppo nel dettaglio, perché sono come al solito già molto in ritardo. Giovanni, c'è un filo rosso che lega quella storia a tutto quello che è venuto dopo ai fatti delle scorse ore? Ma più che filo rosso lo chiamerei incapacità, insipienza, non conoscenza, ignoranza. Certamente, cioè, voglio dire, ancora oggi mi apri in un'autostrada, ancora oggi si parla di rinascita del quartiere, ma creandoci un'illusione, perché il problema, il rischio grosso è quello che ci si illude, ma c'è ancora una dicotomia su 2 o 3 parti del quartiere, parallelamente a Via Duomo c'è via Paesiello che è deserta, tutta la zona che va poi nei vicoli, cioè, o si rilegge così il quartiere, ma è inutile che da dopodomani cominciamo a parlare di nuovi progetti, di nuovi palazzi, di nuovi contenitori che poi non serviranno a niente. Cioè, il problema serio, ma lo sanno in tanti, è andare a rileggere il quartiere non con gli occhi di 51 anni fa, con gli occhi di oggi, ma nella visione di 51 anni fa di quello che considera quel posto lì, e quindi una continuità, un unicum che non può essere separato così, perché sennò poi le fratture si creano e possono portare risultati devastanti, tipo voglio dire, la mancanza di servizi in un posto come Città Vecchia non è una cosa secondaria. Certo. Non l'apriamo questo, se vuoi ne parliamo. Ne riparleremo sicuramente, Giovanni. Intanto grazie davvero per averci tenuto viva la memoria. Senza giustificare niente e nessuno, però voglio dire, siete comunque, non vi ritenete assolti, diceva De André. Siete comunque coinvolti, ecco. Grazie a Giovanni Guarino, grazie davvero Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie.
Noi ci fermiamo per la New Hit. Quando torniamo affrontiamo ancora questa storia con la presenza però di Gabriella Barcariol, la nostra avvocata di A Casa Tutto a Posto, e poi della psicologa Graziana Calò. Quindi mi raccomando, c'è la New Hit, non andate via. 8:53, ultimi minuti insieme in questa puntata speciale di Buongiorno Taranto dedicata al delitto di Bakary Sakho e il fermo dei 5 giovanissimi, tra cui 4 minori, accusati dell'omicidio della vicenda. 4-5 giovani che tra i 15 e i 21 anni, che alle 5:30 del mattino erano per strada a Piazza Fontana o comunque via Garibaldi, in quella zona. Con Gabriella Barcariol, ma soprattutto con Graziana Calò, psicologa, stiamo cercando di capire, di ragionare quantomeno, ecco, su una serie di aspetti. Graziana, ci dicevamo questa roba, nel senso che può sembrare la cosa più stupida, ma è quello che tutti mi hanno ripetuto ed è forse la più emblematica. Magari, ecco, giornalisticamente cerco l'aspetto tecnico, la notizia, la storia, cosa, ma in realtà c'è un fatto: a 15 anni alle 5:30 del mattino si può stare ancora in giro? Secondo me no, perché faccio a questo punto appello a quello che è un po' un concetto psicologico. Come i bambini piccoli credono a Babbo Natale e quindi hanno delle competenze per guardare il mondo e fare un costrutto di valori e di credenze, così anche più grandi iniziano a guardare il mondo diversamente, ma non hanno gli strumenti per gestire i comportamenti, gestire i vissuti, gli accaduti intorno. Quindi che cosa può succedere? Che un ragazzino quindicenne ha più difficoltà a distinguere quello che è un gioco al computer tra quello che sta succedendo. Il valore della vita lo fraintende e quindi è un po' schiavo dell'onnipotenza e un po' schiavo degli impulsi e non si rende conto della gravità. Aspetta. Grazie, perché c'è qua proprio mi sento come se fossi uno, diciamo, del popolo e parto. Cioè, come fanno dei ragazzi di 15 anni a non capire o a essere confusi sulla gravità di 3 coltellate? Scusami se ti faccio la domanda brutale, certo, proprio. Cioè, E questo sicuramente dipende dallo stato confusionale in cui vivono, che sicuramente, come prima abbiamo fatto riferimento, sicuramente erano sotto effetto di alcol o droghe, ma nel sottofondo c'è un valore per la vita che è effimero. Lavorando anche con operatori, con la comunità Babele, che è la comunità che ospita extracomunitari, spesso abbiamo fatto riferimento al valore della vita per questi ragazzi extracomunitari che arrivano e quindi la loro vita ormai ha poco valore. Quindi nel sociale quello che arriva ad un ragazzino è che la vita di questi ragazzi ha poco valore. In uno stato alterato, in uno stato anche di costrutti cognitivi che è quello di un quindicenne, tutto questo è tutto minestrone. E quindi effettivamente può succedere che in uno stato alterato non si rendano conto della gravità di quello che stanno compiendo, anche se da quello che ho letto poi, quando si sono resi conto che la cosa era grave, se ne sono scappati tutti, quindi col senno di poi, si può dire. Però sì, l'impulso ha guidato solo l'impulso senza nessuna ragionevolezza. Questo però dipende anche ovviamente dalle figure di riferimento, cioè possiamo dire che a questi ragazzi, dal mio punto di vista, manca la figura di riferimento. Una parte di questi ragazzi, lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta, magari anche vostro, proviene da famiglie che purtroppo hanno una serie di precedenti penali anche, come dire, di significativa gravità. Ecco, quindi l'emulazione, sì. Noi l'esempio, l'abbiamo sempre detto, quindi ritorniamo sempre allo stesso concetto: la famiglia è alla base di tutto quello che accade, non ci si può lavare le mani, non si può dire ma io non lo sapevo, no? Ci sono delle situazioni che vengono apprese durante ovviamente la vita, da quando si è bambini, fino a quando si diventa ovviamente adolescenti. L'esempio è quello e io non posso che avere quello come esempio. Poi ovviamente mancano le altre figure di riferimento, quelle che potrebbero un po' aggiustare il tiro, no? E far comprendere, ci vorrebbero dei percorsi molto molto significativi. È colpa della città vecchia, Graziana?
Non mi sento di dire che è la colpa della città vecchia, mi sento di dire che è colpa della società e della famiglia, perché poi che cosa succede? Che si fa vita a sé. Quando questi ragazzini hanno degli esempi familiari che sono quelli e hanno un bisogno che è naturale, quello di sentirsi appartenenti a qualcuno e si identificano con i propri parenti, i propri genitori e per sentirsi vicini a loro devono emulare e vantarsi di aver fatto un atto così grave, perché poi tante volte succede che ne fanno vanto. Io sono stata Graziana, un'ascoltatrice, scusami, esatto, appunto, un'ascoltatrice ci scrive: la famiglia è la prima istituzione, deve educare i figli al rispetto, allo studio e al lavoro. In mezzo alla strada alle 5:30 di mattina, a quell'età, senza un valido motivo, non esiste per quanto mi riguarda. Perché l'unità di misura? Mi sento di concordare. Nel lontano 2003, quando mi sono laureata, il titolo della mia tesi era proprio la famiglia prima luogo di crescita, primo luogo di intervento. Però per noi che proveniamo da famiglie, tra virgolette, adesso non voglio usare la parola normale perché, come dire, è strano, però ecco, diciamo con dei valori, e queste famiglie invece che hanno vissuto queste esperienze precedenti di arresti vari ed eventuali, cioè per noi non è troppo semplice rispondere in questo modo, Grazia? Non credo che sia troppo semplice, però la responsabilità di noi famiglie che abbiamo dei valori sia quello di ghettizzare e allontanare, e viene insegnato ai nostri figli. A Taranto si dice fattela con quelle meglio di te, sì. E quindi questi ragazzini e queste famiglie non vengono integrate, e quindi è come, ecco, mi sento di dire, di riportare, si cresce tra bande, la famiglia per bene, la famiglia che ha dei valori e la famiglia che invece ha il genitore in carcere, perché le famiglie appunto vengono divise e non c'è quindi un'integrazione, capire cosa succede a un ragazzino il cui papà viene portato in carcere o il cui papà fa questo, non ci si integra. Perché queste famiglie perseguono certi valori? Una sola precisazione, perché in questo caso noi stiamo parlando del caso specifico, perché ovviamente in tanti altri casi di baby gang ci sono ovviamente ragazzi che vengono da famiglie che anche per bene, tra virgolette, perché forse per bene sono quelle che hanno soldi, i professionisti, hanno comunque una mancanza educativa, quindi non è una cosa che riguarda soltanto ed esclusivamente l'emulazione, ma anche quello proprio che è la mancanza di educazione, di una figura di riferimento. Ragazze, io continuerei per ora, infatti penso che dopo vi proporrò di continuare domani, non lo so, ci penso un attimo, vediamo come sei messa, non farti venire un infarto, Gabriella. Graziana Calò, grazie davvero, grazie sempre. Grazie a voi, grazie Graziana, ciao. Grazie a Gabriella Barcariolo, grazie a Gisberto Nicoletti. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. Vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it e 339 680 6868 su WhatsApp. E chiudiamo con un'altra notizia. Buon compleanno al direttore generale Paolo D'Andrea, che oggi compie, mi pare, 26 o 27 anni, e quindi insomma sta festeggiando e volevamo ricordarlo anche in Buongiorno Taranto. Tanti auguri Paolo. Tanti auguri. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9, mi raccomando, restate su Cittadella.